Cristian da Presidio Padernello di Treviso. Volevo riallacciarmi al discorso che ti faceva Donato. Noi come presidio siamo uno dei pochi presidi ancora attivi nel Trevisano, ok? Abbiamo fatto... Abbiamo fatto 51 uscite di presidio, entrando nelle prefetture per gli immigrati, entrando nei consigli comunali per distruggere quello che stanno facendo nei comuni. Aiutiamo famiglie in difficoltà. Cioè noi abbiamo bisogno del movimento 9 dicembre o ex movimento tramite voi. Cioè noi abbiamo bisogno di unità di movimento per aiutare la gente, primo, ok? Distruggere il movimento anche nei territori, non solo a Roma, cioè è molto difficile. Però se noi lavoriamo nei territori uniti, ma io ti parlo uniti proprio come cittadini, non per chi vuole la poltrona, perché noi siamo nelle strade tutti i giorni e tutte le sere, noi lavoriamo tutti in presidio, non c'è un disoccupato, non c'è un cassa integrato, dove cazzo sono questi? Ma allora noi che lavoriamo, che portiamo avanti questo cazzo di paese, abbiamo bisogno di unità anche da parte vostra, perché noi non ce la facciamo più. Riusciamo ad avere un minimo, poi tu fai la tua strada, Ferrieri fa la sua, Chiavegato fa la... ma no, aspetta, perché noi guardiamo voi, lo capite? Cioè noi ci guardiamo, ma non siamo cittadini normali, perché a qualcuno dobbiamo rendere conto, giusto? Che è il nostro vicino di casa, ma noi guardiamo voi. Quindi se vi fate la guerra tra di voi, che siete un gradino sopra, mettiamo, noi ci facciamo guerra tra tutti, perché se tu mi vedi con Ferrieri, se tu mi vedi con Chiavegato, Babila mi dice invece se riusciamo ad avere una linea non comune ma vicina, possiamo veramente fare gruppo, ragazzi, perché qua abbiamo perso mesi, abbiamo perso tutto. Vedi qua tu sei una persona intelligente, perché io ti ho sentito poche volte, però per quello che dici posso anche condividere, ma ce ne sono tanti come te. Cioè cercate veramente di tirarci avanti, siete voi che ci tirate avanti, perché sennò io stasera vado a casa e domani sto a casa. Cioè